Grazie di essere intervenuti così tanti e direi facciamoci un applauso perché Novi partecipa sempre con tanto entusiasmo. Complimenti a tutti voi. Ringraziamo l'amministrazione comunale, il sindaco, gli assessori, i consiglieri e tutti i presenti. Siamo in questa splendida cornice di Piazza delle Piane che ci fa sempre tanto piacere vedere di notte e vi invitiamo a partecipare insieme a noi al concerto tradizionale per la festa di Novi per la Madonna della Neve. Sonore del musical, quindi tanti pezzi che sicuramente conosciamo. Bene, penso che si possa iniziare. E quindi iniziamo con West Side Story.
piazza. Vorrei ringraziare il corpo musicale Romualdo Marenco, fargli i complimenti. Ringraziare il maestro Andrea Oddone, e noi possiamo dire di essere orgogliosi di avere un corpo musicale come quello di Novi. Quindi davvero grazie, siamo davvero orgogliosi di voi. E vista la partecipazione di questa sera, credo che abbiamo fatto bene ad anticipare ad oggi il concerto tradizionale della Madonna della Neve, perché gli altri anni il concerto seguiva la processione, quindi non riuscivamo a prepararlo come abbiamo preparato questa sera, e quindi vista la partecipazione credo che sia stato un successo e un fatto positivo, quindi ripeteremo un altro anno con la stessa data il concerto della Madonna della Neve, e questa sera e oggi abbiamo iniziato i festeggiamenti della nostra Madonna della Neve. C'è stata l'apertura della fiera, questa sera il concerto della nostra banda, domani sera ci saranno i fuochi e a seguire la Notte Bianca con un concerto jazz qui in Piazza delle Piane, e poi mercoledì la messa solenne alle 10 e la processione alle 17. Quindi il mio voleva essere semplicemente un saluto, un ringraziamento a tutti voi per la vostra partecipazione, e davvero questo è un buon inizio della nostra festa, quindi buona continuazione e buona serata a tutti.
a presentarlo perché è un brano che ho arrangiato qualche tempo fa, al quale sono abbastanza legato. Stasera abbiamo suonato un musical, giustamente americani o inglesi, perché è un po' la patria di questo linguaggio è appunto quella sopra. Però anche in Italia c'è stata una corrente molto forte della commedia musicale, della rivista, che molti di voi sicuramente ricordano, io per interposta persona, ma va bene lo stesso. E c'è un grande autore che è stato Gorny Kramer. Gorny Kramer benissimo. Allora ho messo insieme i titoli di questi, sono molti brani, una piccola fantasia, e porta appunto diversi titoli che sono tratti, però sono stati poi adattati a diverse commedie, non mi ricordo dei titoli, Un paio d'ali, Carlo non farlo, quelle cose lì, erano commedie che andavano per la maggiore, col quartetto Getra e tutti i personaggi insomma di quegli anni. Quindi una piccola rivista krameriana che ho chiamato Italia's Got Kramer, c'era un programma che andava di successo, per assonanza io ho fatto questo, vi ringrazio, mi sembra una serata riuscita, insomma spero che sia così, ringrazio tutti questi ragazzi e ragazze.
Thank you.